molte organizzazioni perseguono l'indipendenza del Veneto e la vogliono esercitare in maniera compiuta. Questo è una cosa che accomuna tanti, addirittura anche qualche partito italiano che abitualmente si muove nelle istituzioni italiane persegue questo obiettivo, in certi momenti in maniera più fattiva, in certi altri in maniera più illusiva. Però oggi si sta facendo una scelta, perché è vero che siamo tutti uniti verso un obiettivo che è quello del completo esercizio dell'indipendenza del Veneto, ma è importante capire qual è il percorso giusto e qual è la modalità corretta. E bisogna individuare le persone che hanno saputo e sanno muoversi. Quindi adesso si prosegue con i lavori. Oggi abbiamo un ospite, come dicevo prima, Luciano Fior di Rinascimento Veneto, che ci porta i suoi saluti e penso ci darà un buon inizio ai lavori. Prego. Buongiorno a tutti. Mi capi se parlo nella lingua madre, no? Ecco, mi non so che ho una grande conferenza da fare perché volevo solo portarvi, perché siamo arrivati alla Costituzione del Rinascimento Veneto. Tutto nasce perché noi siamo sentiti già parte dello Stato, abbiamo contribuito a fare le elezioni online da fuori, perché eravamo un gruppo che era nato dai famosi forconi, da un presidio 9 dicembre a Loreggia su una rotatoria. Da quell'esperienza abbiamo cominciato a riunirci e a costituirci già subito come cantone. L'idea era quella di una confederazione alla Svizzera, quindi noi abbiamo costituito il cantone Veneto centrale del Campo San Chiarese, e da quell'idea avevamo pensato di aderire proprio alle iniziative poi del plebiscito, quindi dell'ufficio pubblico, e proseguendo su questa strada noi ci sentivamo già tutti quanti indipendenti, ci sentiamo indipendenti, quindi lo Stato esiste per noi, e quindi da questa idea qua cominciare a lavorare e ho maturato anche l'idea delle elezioni interne allo Stato. Subito ho fatto dei comunicati e pensavamo già di dare degli input per iniziare a un dibattito interno allo Stato, cioè non tutte le idee sono quelle che piacciono, quindi noi volevamo iniziare un dialogo all'interno con questa idea delle elezioni, che poi ho visto che il Consiglio di 10 ha messo in atto. Abbiamo subito pensato di partecipare anche noi. Comunque non c'è niente di contrapposizione, noi abbiamo delle idee liberal-democratiche, l'idea è quella di lasciar fare, quindi lo Stato Veneto deve lasciar fare. Siamo partiti dall'idea della non realizzazione del palazzo che doveva sorgere a Venezia, no? Il Palazzo Lumière di Pierre Cardin. Da quell'idea là, dove in questa realtà, no, le cose belle non si possono realizzare, dobbiamo tenerci le schifezze, abbiamo detto qua bisogna cominciare a lavorare per lasciar fare a chi ha voglia di fare. Quindi il nostro simbolo, il nostro logo, è il palazzo di Pierre Cardin. Da quello abbiamo pensato di fare un'associazione, un movimento, perché non è un partito, per poter dialogare all'interno, e quindi siamo qua per confrontarci, e se ci saranno le primarie ci confronteremo anche noi. Comunque poi l'idea è questa, non è che noi siamo lontani, l'indipendenza, mandare via il nemico comune che è l'illegale occupante, che è l'Italia. Quindi auguro un buon lavoro a Veneto sì, quindi in bocca al lupo a tutti e viva San Marco. Bene.